Allora, sono stata a fare il tagliando la macchina. È venuta anche mia mamma con me. Sì, bubiccio, sì. E niente, poi siamo andate all'emisfero. Ho fatto una piccola spesina, adesso vi faccio vedere due cose, le due robe che ho preso. Due non sono, comunque ho preso qualcosina e devo ancora mettere via. Dai che vi faccio vedere. Allora, intanto qui c'è il latte, questo è Zimil, questo è quello intero, quindi quello grasso, più grasso, che è da tantissimo che non lo compro, però era a 1,74 € al litro, costava meno di quello parzialmente scremato e quindi ho preso questo qua perché conveniva. Poi, quindi questo, preparatevi, preparatevi, ok? 2,90 € sono i Kraffen alla frutta con crema e panna montata. Poi due libricini, due giornalini qua di Sudoku. Ma cosa stai facendo? Niente, vero? No, tu non stai facendo niente. No, no, infatti, è solo una mia impressione. Cosa fai? Ti gratti? Oddio, sì, ecco. Guarda che topo è sotto, eh. Sotto il tappeto c'è il topo. Popi, sotto il tappeto. No, eh? Cosa? Perché mi guardi così? Non c'è nessuno. Allora, stavo dicendo, ecco, avete già visto un po'. Poi salsa di soia, questa qui meno salata. Poi carta igienica Foxy Mega perché costava meno della regina. Un olio di semi di girasole. Poi questo che io adoro, ormai lo sapete, questo era 2,40 €. Di solito costa, almeno una volta costava sui 3 € e qualcosa. E invece lì all'emisfero era 2,40 € e quindi l'ho preso. Poi ho preso questo granulare, brodo granulare qua della Star, non l'ho mai provato, era 1,89 €, ho detto vabbè lo prendo. Poi qui c'è una fetta di brie, 1,96 €. Queste chicche di patate, voglio farle in friggitrice aria. Due confezioni di Würstel bio con petto di pollo. Gli ingredienti sono questi. Forse ce la facciamo. Chewing gum e roba per la casa. C'era queste candele a 99 centesimi, vanilla cupcake, è molto dolce, è buona, non so se profumerà poi da accesa, ma è buona. Poi ho preso questo Lenor Elisir ammorbidente, sogno di Toscana, non mi dispiace, ispirato a miele di castagno e mandorla, però mi piace. Poi ho preso questo, spuma di champagne ammorbidente fresca rugiada. Ho comprato questo perché mia mamma ha detto che tutti lo usano e si trovano bene, allora ho detto vabbè, lo provo a prendere, visto che comunque mi serve sempre un igienizzante multiuso. Con i gatti l'ho preso. Poi la Chanticleer non ho mai provato, il profumo non è granché sinceramente, però boh, se dicono che va bene. Poi ho preso il Viacal Bagno Express, non l'avevo mai trovato, c'era questa versione e l'altra con i fiorellini rosa. Vabbè, comunque io ho preso questa qui che mi sembra più classica. E poi il disinfettante per il bagno, detergente disinfettante in realtà, con questo ci si può pulire il bagno, ma è da risciacquare questo, non è un tipo un multiuso, ecco. E basta, questa è la mini spesina. Oggi una bellissima, bellissima giornata, i capelli rovinatissimi, guardate che roba, sono rovinatissimi, sapete perché? Perché ho usato solo lo shampoo e non ho messo il balsamo, ma se io metto il balsamo si sporcano tremendamente, si ungono, si appesantiscono e quindi devo usare solo lo shampoo. Comunque oggi è una bellissima giornata, stupenda, cioè una meraviglia veramente. Io però oggi, ultimo giorno di ferie, mi sono svegliata con un mal di testa di quelli
che sarei andata a lavorare lo stesso per forza, sì, ma non so quanto sarei riuscita a fare, ecco, uno di quei mal di testa belli forti. E adesso sto un po' meglio, mi sono fatta una bella doccia, mi sono lavata i capelli, ho tagliato i capelli qua sotto, li ho lasciati corti corti, questi qua ho tagliato un pezzo così più o meno, un 7 cm di capelli li ho tagliati, perché ve lo dico sempre, io questo pezzo qua sotto lo odio perché ho i capelli molto sottili e sì che quelli là non hanno corpo, non hanno senso d'esistere, perché non stanno giù belli dritti, stanno lì tutti invirgolati, non hanno senso. Sto morendo di caldo con i capelli giù, quindi adesso mi metto la molletta. No, in ogni caso, ecco, io oggi mi sono svegliata con sto mal di testa e per cercare di riprendermi un attimo ho detto aspetta, mi faccio una bella doccia e forse mi riprendo. Forse. Ok. Oh, Franz che mi sta chiamando. Oh, è piccola quella scatola. No, vero, ci stai giusto. Ciao. Buongiorno. Buongiorno, Mimì. Guarda che unghiette. Guarda che unghiette che ha Mimì. Bravo Pippi. Ah, Pepe. Dovete sapere che Pepe ha un po' di raffreddore. Ah, sì, ha un po' di raffreddore. Vero, Pepe? Però sta bene, sì, ha solo raffreddore leggero. Non quello che lascia le pozze in giro. Quello è Pippo quando lo prende. E spero non lo prenda anche lui, ma mi sa proprio di sì. Che lo prenderà anche lui. Vero? Ho il riflesso, no. Allora, oggi giornata stupenda ed è il 1° novembre. La giornata stupenda. Io oggi andrò a fare una cosa che però non vi anticipo perché è una roba che devo prima capire come funziona. Devo capire. Comunque voglio iniziare un nuovo hobby. E quando ve lo dirò rimarrete così di sasso perché è una cosa un po' particolare, non so quando ve lo dirò, se ve lo dirò, io credo proprio di sì perché non riesco a tenermi per me le cose, però comunque rimarrete un po' così, cioè cos'è che fai? Va bene. Detto ciò, per fortuna oggi siamo a casa, cioè io adesso sono a casa, Franz non so dove sia andato. Il rientro al lavoro dopo le ferie è stato traumatico, più traumatico del solito, molto più traumatico. Veramente mercoledì è stata una giornata pessima, proprio di umore mio, e quindi ancora di più si è rafforzata in me l'idea che devo cambiare e ringrazio nuovamente tutti perché comunque mi avete dato le vostre opinioni, mi avete detto le vostre esperienze anche su Instagram e quindi sì, io ho capito che cosa devo fare. Chiaramente bisogna vedere anche il lato economico e quindi devo aspettare, non posso farlo adesso. Questo è. Chiuso argomento lavoro, allora, appunto oggi ho in mente di fare una cosa un po' particolare che mi porterà comunque nella natura, però vedo che c'è anche aria. Io non volevo aver freddo, c'è un po' di vento, altro che aria. Che odio il vento. Vabbè, comunque mi porterà a stare un po' di fuori, peccato che comunque faccia freddo adesso e non è un hobby ideale in questa stagione se fa freddo, però vediamo chi ci azzecca. Non credo riusciate ad arrivarci. Qua sto cuocendo le frittelle di mele del Lidl. Sapete che erano uscite tempo fa, sono della settimana, non so che tipo di settimana, comunque erano uscite e adesso lo sto provando a cuocerle. Secondo me si sono attaccate tutte alla carta, come mi capita di solito con i croissant. Ho bevuto troppa acqua. Cosa avevo detto? Che si sarebbero attaccate.
Si erano attaccate tutte. Ma io non so, fanno le carte dal forno, che però la roba si attacca tutta, cioè non dovrebbe attaccarsi con la carta forno. Aspetta, mi fermo un attimo perché io sennò cammino per tutta la casa e non mi fermo più. E basta, non ho ulteriori aggiornamenti, sarà una giornata un po' di relax oggi sinceramente, che ne abbiamo molto bisogno. E basta. E basta. Non so se il sole sia caldo. Credo di sì. Beh, ieri ero in canottiera. Ieri stavo pulendo un po' casa pomeriggio, ero in canottiera perché c'era davvero caldo. Sì. Poi appena sta per tramontare il sole senti l'arietta fredda che arriva e quindi ti devi vestire. Però ieri si stava molto bene il pomeriggio. Peccato che adesso il sole tramonti alle 3 qui, 3:05, 3:10 e quindi tramonta tanto presto. Cioè è già quel periodo dell'anno e in inverno tramonta alle 2. Quindi tempo un mesetto, passiamo novembre, dicembre sì, un mese poco più e il sole tramonterà alle 2. Cioè se ci penso io già c'ho l'ansia per sta cosa, perché amo la luce e aver buio presto per me non fa per me. Adesso cuocio ancora un po' perché secondo me 200 gradi era poco, anche se c'era scritto 200 gradi, secondo me era poco. Adesso tirerò fuori delle frittelle nere praticamente. No, non ce la posso fare. Cioè, sì, tutte mezze attaccate, straunte, non lo so. Questa si era rotta tutta perché era attaccata, questa anche. Vabbè, chissà se sono buone, non lo so. Non sono di sicuro come quelle di mia mamma. Allora, sono mangiabili. No, sono mangiabili effettivamente, solo che le fette di mela sono veramente spesse. Secondo me dovrebbero essere almeno la metà, perché così non cuociono bene. Comunque non sono male, sono più buone quelle che fa mia mamma assolutamente, quelle si sciolgono in bocca, cioè sono proprio buone. Infatti ne mangio tipo 1 chilo. Queste qua si sente che sono comprate, però non sono male. Non so se domani e dopodomani dovrebbe esserci la sagra a Santo Stefano di Cadore in Comelico. Per chi mi segue ma non conosce, Comelico è un'altra valle, questa è la valle del Boite. Comelico è un'altra valle, sempre che fa parte del Cadore, e lì c'è la sagra, ai morti c'è sempre la sagra. Non la fanno il primo, la fanno il 2 e il 3 di solito. Quest'anno il 2 e il 3 cadono di sabato e domenica e c'è bel tempo perché negli ultimi anni c'è sempre stato il diluvio, cioè tipo alluvioni, cose così, e invece quest'anno ci sarà bel tempo. Wow, comunque sono straunte, vabbè però non bisogna mangiarne chissà quante, quindi si può fare. Comunque nonostante tutto quello che abbiamo camminato a Milano, sono ingrassata. E non ho mangiato male, perché non ho mangiato male alla fine, perché per la maggior parte del tempo abbiamo camminato, però secondo me mi sono gonfiata più che ingrassata, mi sono gonfiata. Vabbè, comunque non diamo tanta importanza al peso, l'importante è che io stia bene, che entri nei pantaloni che usavo anche qualche mese fa e fin qua va tutto bene. Secondo me mi sono tanto gonfiata in questo periodo. Mangio, bevo il caffè latte, che finalmente mi è arrivato il caffè perché eravamo senza. E io senza, cioè il caffè della moka non mi piace proprio. Vedo di vestirmi, cioè di mettermi qualcosa addosso perché i pantaloni ce li ho già e faccio il letto. Potrei anche lasciarlo così prende aria tutta la giornata e magari nel frattempo arriverà Franz e verrà anche lui con me, non lo so. Non crede tanto a questa cosa che voglio fare. A me non me ne frega niente, io provo lo stesso. E vado perché altrimenti viene tardi.